anche per anticipato che Gurdu, il castello di Gurdu esattamente, e narai di alla corte dei Federici che ha programmato perché la festa che è la Gadeher Gambella. Adesso vai di. Anheriaci è al Giardino del Castello che diciamo è l'unico maniero che in Val Camonego abbiamo intatto che è poggiata in cima alla corna del Deh, che è la forra del Deh, l'unico forra che è fuori bellissima dei dì, e inoltre che anche il castello che era dei Federici. Federici ha acquisito il ramo dei Brusati che è stato prima costruito il castello e dopo che l'ha pagato i Federici, uno dei Federici l'ha usato uno della scala di Veruno. Praticamente andiamo oltre a Ehego, la scacchiera che è anche la scala di chi di Veruno. Il castello, oltre a dire che castello è, perché è miei merli. No, i merli che è mia perché ha costruito in cima il tetto. E poi c'era anche una torre che in banda, quella a me sinistra, ma la torre praticamente la cedita è ricostruita del 1928, e l'ha demolita e rifatta alla maniera di allora. E adesso va detto come era il castello, perché ha detto che è una bella festa, anche una delle prime feste medievali del castello vero, mio diroccato, ma un castello che abbiamo intatto. E vai di, non con me che vi puoi dire cosa di bello. Prima de fa l'ultima volta, come vi dite, che è all'entrata del castello di Gurdu e le fatte prima di Himuno, juro che l'estradosso che è lo stemma, che è un affresco, ma lei che chiamò la scala la trui della scala che la Federici l'ha pusata di Veruno, come vedi, la ciapè l'imbanda la preda Himuno. Ecco, proprio la scacchiera e la scala. Da un po' di anni, in banda alle due colonne del portale, praticamente erano due armigeri, giù con del scudo e l'altro hensa con del narco, crede, del ricordam. E erano due bellissimi affreschi, però l'incuria al tep e dica che l'ha fatta la porta via sia che al di sinistra che al di destra. Però adesso vai via internamente al castello perché ha delle belle robe da Eder e si deve rendere conto che è un vero castello dei Federici, l'unico rimasto in vita, insomma, mio, rimasto intatto, integro, come l'era una volta, è l'unico dell'Alca Monego. Come le che è all'interno del castello e che le diciamo Luigi Bertaso, sono il presidente di un'associazione culturale di Verona, si chiama Compagnia Sipario Medievale. Siamo stati invitati qui al castello a portare una delle attività che una volta mantenevano anche la vita del castello, il bacco da seta. Questo signore che vede sul mio dito qui. Ecco, fammi vedere alla telecamera perché nel lavoro insolito i bacchi da seta, anche i Mattei che in fioi, in bocce, la magna fuori, la bella urfa che il video, ecco. Adesso dopo farà alcune riprese anche a tabacco, ma
Era importante questo bacco da seta per i castellani medievali? Sì, erano nelle stanze superiori del castello, lì nelle stanze più calde, allevavano proprio i bachi da seta, e perché era quello che proprio era l'economia fondamentale. Qui nella Val Camonica c'erano piante e allevamenti di gelso ovunque. Oggi purtroppo li hanno sostituiti con altre allevamenti o fabbriche o che so io, e l'allevamento del baco da seta, il produttore di questo filato famoso, individuato, scoperto 5.000 anni fa, selezionato in Cina, ormai non ne esistono più tracce. Ecco, nota che il gelso che lui dice, me lo chiamava mur, i mur, e fa anche un frutto che era buonissimo, dice eccellente, e la enta monchi adesso in qualche supermercato d'elite praticamente. Allora i gelsi ne fanno il frutto sia bianco che rosso, e il nome giusto italiano è moro. Il nome gelso sembra che sia derivato dai Celti, che hanno visto una pianta così bella, così grande, così enorme, così eccelsa, da cui il nome gelso. Però il bacco da seta si chiama Bombyx mori, bombice del moro. Ma gli dirò di più, forse... Pensavate voi di avere no, una forma dialettale, di avere un mor che fosse una roba dialettale? Invece è la cosa più italiana e più latina. Il mur, non te ne dice il mur, in dialetto mur. Però col legname del mur è limitata a mia appena da mangiare ai bacchi da seta, ma con le piante, con i rami fa le scagne, sì, fa i taui, fa le gambe del tavolo, fa tante di quelle robe che non ricordo più, però il lavora tutto il legname del mur, tutto. Poi andiamo a vedere anche, per esempio, qui al telaio che stiamo lavorando i fili della seta, c'è la tessitrice seduta su una sedia di mor. Pensi, era una bella roba, insomma. E adesso mi fai vedere che il bacco da seta, ma tutta la natura di questo bacco, come le comporta, me che dei bacchi da seta piccinini, ma le foglie del gelso, mur, come in nostro dialetto, e un po' più grande, e grande proprio che pensi che fa il bossolo chi le ha. Ecco, vedo che stanno arrivando le foglie di mur, che la signora è andata a cercarle, vuol dire che anche ancora qui a Boario, nel castello di Gorzone, ecco, abbiamo ancora le foglie di mur, arrivano proprio opportunamente, e adesso diamo loro... Perché mangiano? Ecco, loro mangiano solo foglie di gesso, la loro vita è breve, durano un mese. Nascono da ovetti piccolissimi deposti da una farfalla che mi fa 500 uova. Nel giro di un mese raggiungono la grandezza, diciamo, di un dito, e l'animale che in natura cresce più di ogni altro animale, dalle 5 alle 8.000 volte peso-volume, mangiando solo foglie di gesso fresche e asciutte. Pensa quando una volta, per esempio ieri pioveva qui, come si faceva a dare da mangiare le foglie di gesso? Bisognava asciugarle, perché non si possono dare bagnate, e andare a raccogliere con tutta l'acqua che è venuta ieri. Era difficoltoso, è un lavoro che... Cioè, se la giornata è meravigliosa come oggi sta bene, ma quando le giornate erano un po' non buone, bisognava proprio provvedere, e tutta la famiglia, i bambini, gli anziani, salivano e andavano a prendere le foglie di gesso. E c'è chi aveva chi aveva le piante di gesso, chi non li aveva. C'era il commercio delle piante di gesso, il commercio di queste cose qua. C'erano i furti. Ci sono stati dei processi per chi rubavano di notte, andavano a rubare i rami di gesso nei campi del vicino. Ardom, la cronistoria del questo bacco inizia
con dei piccoli semi. Si pensa che sono piccolissimi, in 30 grammi, un'oncia, quindi andavano al mercato i nostri nonni a comprare le once di seme di baco, cioè di ovetti. In un'oncia ci stanno 50.000 uova, ne compravano un'oncia, 2 once, 3 once, e anche qua nel castello anche loro comperavano queste once. Ecco, nel giro loro praticamente li mettevano, facevano nascere in primavera quando ci sono le foglie di gesso più belle. Pensa che le nostre nonne per farle nascere le mettevano per una temperatura calda e umida, se le mettevano in seno. Ecco, quando nascevano questi che occupavano lo spazio di, non so, di un giornale, della domenica, del Corriere di Beltrame, diciamo, nel giro di un mese occupavano lo spazio di 100 metri quadri, un'oncia, 30 grammi, 50.000 uova, 50.000 bachi, 100 metri quadri, per cui utilizzavano le stanze superiori del castello, delle case, delle famiglie, e mettevano anche dei letti, come dire, a castello sovrapposti per utilizzare spazio maggiore, diciamo. Era un'economia, insomma, era un'economia familiare che integrava la famiglia, insomma. La prima forma di economia della civiltà contadina, perché la vendita dei bozzoli avveniva in questo periodo, nel mese di giugno, ecco, fine giugno, dopodiché sarebbe intervenuto la vendita, la produzione di altri prodotti della civiltà contadina, cioè il grano, durante i mesi estivi. Nell'autunno c'era la vendemmia ed ecco che c'erano la vendita dell'uva, del vino, quella roba lì, e poi più avanti in dicembre c'era la vendita del bestiame. L'apporto più importante che era verso Com, le setterie di Com o altre zone dell'Italia? Allora, un conto, le setterie è il luogo dove lavorano i fili di seta. Le filande era dove si produce la seta, dove si produce il bozzolo, dove si produce questo coso, anzi dove si lavora questo per produrre il filo. Allora c'è diviso in queste sezioni, c'era l'allevamento del baco da seta, e l'allevamento voleva dire arrivare alla fabbricazione del bozzolo. Poi c'erano gli essiccatoi dove i bozzoli venivano essiccati per poter poi essere lavorati, e questa è un'altra fabbrica. Poi c'erano le filande dove lavoravano centinaia di persone, specialmente donne, gli uomini li mandavano in guerra, ecco, e lavoravano centinaia di persone dove si producevano il filo della seta. Dopodiché ecco che ci sono i setifici che sono l'ultima cosa meravigliosa rimasta in Italia, tutto il resto è scomparso. Il setificio, noi abbiamo i migliori setifici del mondo. Se noi guardiamo la televisione, vediamo il presidente degli Stati Uniti, la Casa Bianca, la tappezzeria della stanza ovale è in seta realizzata in Italia, realizzata a Como. Gli arazzi di tutti i palazzi migliori del mondo sono stati prodotti di Sommer, perché gli arazzi invece dei grandi dipinti era come dei grandi dipinti ma fatti con la seta, e che lì è una maestria unica al mondo che non è quasi perdita, e che le robe che fa storia e adesso fa più negozio perché non è una manica di hödo. Ma dove nasce per finire ho visto che invece dei caici, come che dice Notter, di mandare i bachi al mut di zio mio e le giusto di sé, che è un lavoro artificiale al dedenco. Anche loro devono adattarsi. Una volta venivano, quando era il periodo giusto, venivano messe delle frasche. Dei caici, dei bachi, delle frasche, eccole. Venivano messe sopra lì e praticamente loro salivano e costruivano il bozzolo. Anche oggi devono adattarsi anche loro al 2012 ed ecco che i boschi artificiali. Se noi osserviamo, vediamo che qui ci sono dei buchi, non so se riesci a vedere con la telecamera. È uscita la farfalla.
Vuol dire che lì il baco da seta, dopo aver costruito il Bombix Mori, dopo aver costruito il bozzolo, si è trasformato. Il bozzolo è un luogo protetto di trasformazione. In 15 giorni il baco da seta si trasforma dapprima in crisalide, cioè subisce una metamorfosi, un corpo che si trasforma in un altro corpo. E dopo mi esce come farfalla. È una farfalla un po', poi la facciamo vedere lì che apro questa bacheca, è una farfalla che è un po' appesantita, non riesce a volare. Lo scopo voluto dalla natura per questa farfalla è che il mantenimento della specie si accoppia, non mangia nemmeno, loro si accoppiano e poi mi depongono 500 uova che nasceranno dopo 10 mesi di incubazione, possiamo dire. Perché 10 mesi? Sempre la legge della grande natura, perché devono nascere in primavera. Primavera perché sono le foglie di gelso, loro unico alimento, che sono più tenere, migliori. Un'ultima domanda che fa. È vero che il bacco da seta, dopo tengono i bacchi da seta, che hanno un odore bestiale e un calore bestiale? Beh, mi sembra qua che ci sia un calore bestiale, un odore bestiale, anzi sono molto sensibili, hanno bisogno di pulizia, di enorme pulizia, perché si ammalano facilmente. Se queste foglie di gelso che mi hanno portate ora sono state tra il campo vicino, hanno dato degli insetticidi, questi sono velenosi per loro. A me capita talvolta, non perché l'ho dato io l'insetticida, ma perché l'hanno dato nel campo vicino, l'aria trasporta. Ecco, è i danni che produce l'uomo moderno, che rovina quasi tutta la natura, perché gli insetticidi vanno dall'acqua, l'acqua la beffa io sei, la beffa io. Prima è il disio della cagna del gelso, e la quale che la gente la sciuro? Ecco qua la nostra signora Morena che seduta su una sedia di gelso sta lavorando i filati della seta con un ordito di pura lana, un misto lana e seta. Quanto tempo ci impiega a fare un tratto di disegno come quel che Andrea fare? Allora, diciamo che l'ordito è la base sulla quale si lavora, che è questa, verticale. Ci si impiega anche un paio di giorni per impiantarlo e poi si lavora. Il tempo non si può indicare, perché tutto il lavoro artigianale è difficile da quantificare. Più si lavora e più si va avanti. In questo caso io ho una lana e una seta e il mio lavoro è un po' difficile, quindi è un po' rallentato. Se avessi solo lana o solo cotone, allora cammino di più e ci impiego meno. È il teler dell'ordito che è l'antico o è sta copiato da un teler antico? Sì, questo telaio è una riproduzione di un telaio antico del 1200, quando appunto è arrivato così nella sua fase evolutiva e finale della sua trasformazione durante i secoli. È la moda la seta che fa chi lavora che in Italia oppure è pochissima? Non credo. Credo che ormai il lavoro artigianale sia scomparso per l'elevato costo, soprattutto del manufatto. Credo che ci sia pochissimo, se c'è poco insomma. Questo è il noter difetto che Malahat Andrea e le difetti gravi abbandona e che lì il sapere dei nostri anziani del una volta che fa tutto ma sì. La manualità è scomparsa in sostanza. Loro di solito chi lavorava in casa si procurava di fare la dote. La classica dote, si facevano le lenzuola perché si dovevano fare a casa, insomma loro battevano canapa e poi la lavoravano insieme con il cotone. I telai erano molto grandi, però bisogna ricordare che manualmente si poteva lavorare solo 70 centimetri, quindi facevano 3 pezzi da 70, 7, 14, 21 e poi li univano con una lisca di un punto molto sottile all'interno e si procuravano di fare queste lenzuola.
Gala mai pensate mi ti una scuola al paese de fare insegnare le pine che è il mestiere che? No, no, questo mio momentaneamente è un hobby. Bene, un saluto alla signora Morena che è stata gentile, ma ha parlato di questo ordito, di questo hedo, di Mistarano, ed è che è un bel lavoro e penso che la è buona anche da fare con più colori, con più disegni. Sì, se vuole le faccio vedere qualcosa che ho fatto. Questa qui è la tuta hedo? No, è cotone su ordito, infatti il nostro cotone viene fuori qui sulla frangia e è seta nella trama. Al sole possiamo notare che è lucido e brillante. Si vede? Si vede? Bello. E alla sciura la mi ha capito però perché è che le veronesi diceva Dante che i veronesi ebrei parlano la stessa lingua in sostanza, ma dicono che è un lavoro che è meraviglioso perché arde che roba, qua te il tecca l'hanno impiegata fa che lavora che? Ci avrò messo un 2 o 3 mesi. Dopo dici che la costa poco, la costa caro, la costa perché ha detto il tape, chi ha detto il tape è la heda, i fide heda. Qui in questa striscia invece ho inserito del cashmere, del filo di cashmere. Qui abbiamo cotone in ordito, cashmere e seta in trama, cioè veramente, questo è cashmere. Brava Sciura Morena, brava, continui, sì che la va benone. E ne ho fermato maggiormente per bacco da seta perché è un insettino che facciamo la perdita tante per fare idea anche alla nostra seta come l'ira ste bacco. E va fatti dire il bacco da seta perché è importante, perché probabilmente me il più che nelle nostre zone, ma però era la ceramica dei dì, era il ram, era il legno, la lavorazione del legno, era le erbe officinali, era tante altre robe e per il Tigipoto che dal cartello di Gurdù per un è tutto. E ne darà la prossima volta, vi saluto, ciao! Maria.